E Gioacchino Alfano, consigliere comunale di Agrigento, il nuovo coordinatore di Diventerà Bellissima nella nostra provincia. L'elezione è avvenuta ieri nel corso del congresso provinciale del Movimento di Musumeci, che si è svolto in città alla presenza del coordinatore regionale, onorevole Giuseppe Catania, e che ha visto anche un'ampia partecipazione di iscritti e simpatizzanti al movimento nella nostra provincia. L'Assemblea ha anche eletto i delegati che andranno a comporre la rappresentanza in vista del congresso regionale che si svolgerà domenica 24 febbraio a Catania. All'iniziativa ha partecipato anche l'onorevole Giusy Savarino, presidente della quarta commissione territorio e ambiente della regione siciliana. Diventerà Bellissima si sta, come giustamente diceva lei, strutturando e organizzando sul territorio. Abbiamo aperto una stagione di tesseramento e devo dire con orgoglio che qui in provincia di Agrigento si sono tesserate 1000 persone, quindi veramente un grande entusiasmo. Oggi eleggeremo il nostro coordinatore provinciale e i delegati al congresso regionale che si svolgerà la prossima domenica a Catania. In quella sede i delegati saranno chiamati a votare la linea politica per il prossimo futuro del nostro movimento, sia questa breve scadenza delle elezioni europee che quella in prospettiva. Non sfugge a nessuno di noi il fatto che in questo anno il presidente Musumeci sia molto cresciuto in credibilità, in autorevolezza e sia diventato un leader nazionale in un'area che è quella del centrodestra in grande disgregazione e che quindi sarà chiamato nei prossimi giorni a sedersi attorno a un tavolo per cercare di costruire un contenitore serio e credibile che possa trovare e dare spazio alla tanta gente che non si rivede più nei partiti tradizionali ma che continua ad avere una vocazione che è quella del centrodestra, e le elezioni dell'Abruzzo ce l'hanno dimostrato. Quindi in noi la prospettiva politica è proprio quella di costruire all'interno dell'area di centrodestra un contenitore importante che possa appunto trovare come leader nazionale il nostro presidente Musumeci. In Sicilia ci organizziamo e ci radichiamo, i 1000 tesserati sono una bella testimonianza, ci sono un sacco di consiglieri comunali, sindaci, assessori che hanno aderito al movimento, ma ci prepariamo anche alle prossime scadenze elettorali in provincia, cercando di costruire una proposta di governo che sia in linea col governo Musumeci, quindi all'interno dell'area di centrodestra, ma sapendo bene che il nostro movimento civico, che mette attorno a sé, riesce ad attrarre persone che hanno anche storie politiche diverse, ma che sono accomunate dal progetto di rigenerazione di questa terra, quindi un progetto civico che avvicina anche i delusi del Movimento 5 Stelle, di tante realtà che non si rivedono nei partiti tradizionali. Questa sarà la mission del nostro coordinatore provinciale e a livello regionale la mission del nostro movimento.